E rimanendo in qualche modo in tema marino, parliamo ora del programma di ripopolamento di anguille e storioni nelle acque della laguna. Lo facciamo insieme all'assessore provinciale Giuseppe Canali, assessore alla pesca e alla protezione civile. Ora proponiamo una parte della lunga intervista che questa sera potrete seguire su Venezia TV al tasto 659. Sono due specie che stanno scomparendo, tanto da essere classificate con il bollino rosso, e proprio in particolar modo l'anguilla. Se pensiamo che negli anni 70 al mercato ittico di Chioggia ne venivano sbarcate oltre 120.000 kg e oggi siamo sotto i 10.000, c'è veramente un livello di attenzione particolare. Lo storione è lo stesso, sta scomparendo dalle nostre acque, vive esclusivamente nelle acque del nord Italia e in particolare quelle della provincia di Venezia. Piave, Sile, Livenza sono quelli proprio fortemente evocati alla presenza dello storione cobice. Da che cosa dipende il fatto che nel corso degli anni ce ne siano stati sempre meno? È quello che stiamo cercando di capire attraverso questi progetti LIFE con lo storione, e quindi abbiamo avuto un finanziamento europeo assieme alle province di Treviso, Cremona, Pavia, Rovigo, e con l'anguilla attraverso la Regione Veneto, sempre con fondi europei, abbiamo messo in piedi un progetto che si è concluso poco tempo fa. Abbiamo immesso, per quanto riguarda le anguille, 1400 kg di esemplari giovanili, e alcuni in percentuale sono stati marcati, quindi noi sappiamo che quelli che sono stati marcati di giallo ad esempio sono stati rilasciati sulla Livenza, quelli di blu sul Piave, e attraverso queste marcature e con la collaborazione di tutti i pescatori amatoriali e dei pescatori professionisti che abbiamo autorizzato ad utilizzare delle reti di dimensioni particolari, quindi non consentite normalmente, cerchiamo di capire gli spostamenti di questi giovanili di anguilla